Amiche e amici dell'hockey su pista, buonasera, buon sabato sera qui dal Palaceccato. Tra qualche istante l'hockey incrocerà le stecche con l'hockey Seregno per un match valido per la giornata numero 16 del campionato 25-26 di hockey su pista Serie A2. Sbrighiamo subito le pratiche burocratiche, non prima però di aver ringraziato Alberto Maragnin al tabellone virtuale, Marco Casarotto alla regia, Davor Ilic alle riprese e qui vicino a me un benvenuto a Tiene, Paolo Virdi. Ciao Paul. Ciao Nicola, buonasera a tutti. È uno staff alla Sky Sport, davvero. Posso confermarlo, loro magari non lo dicono, in A2 non trovi una situazione simile da nessuna parte, neanche in quella portoghese, te lo garantisco. Vabbè, questo ci lusinga veramente. Allora, Tiene Seregno, tantissimi temi, appunto come prevede la liturgia in queste occasioni direi subito di dare la lettura delle formazioni. Partiamo per dovere di ospitalità con gli ospiti dell'hockey Seregno che schierano con il numero 3 Mauro Fiazza, che è anche il capitano, poi Leo Reggio con il 12 in porta, poi Santi Velasquez con il 2, con il 7 Ricky Tessarolo, con il 9 Gioele Lazzari, con il 30 Luca Vaghi, con il 33 Marco Tremolada, con il 36 Edoardo Febbo, il 18 è Lorenzo Boldi, il portiere di Scorta, e allenati da coach Luca Giorroni. I padroni di casa del Tiene hanno già guadagnato il centropista. Allora, stavamo dicendo Paolo, tantissimi temi, insomma un Tiene che comanda in solitaria questo girone di A2, un Tiene che arriva dalla cocente sconfitta della Coppa Italia contro il Matera, una vittoria contro Trissino e poi un brutto stop 6 giorni fa in quella di Requaro, mentre insomma un Seregno, Paolo, che Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una Coppa Italia praticamente abulica e poi un campionato che sta suonando una sinfonia quasi perfetta. Sì, un pareggio rocambolesco da 1-6 a 6-6 col Montebello e 7 sconfitte consecutive sicuramente non facevano presagire una regular season su questi livelli. È la squadra clamorosamente meno battuta di tutto il gruppo A, 2 sono le sconfitte, è quella che anche ha pareggiato di più perché ha 7 pari finora. Però è cresciuta con il tempo, è un gruppo solido già dall'anno scorso. Qui sono tutti millennials, cioè sono nati dal 2004 in su, tranne Velasquez che è il 2003, esatto. Però il gruppo storico è un gruppo di ragazzi che ha poco più che 20 anni. È andato via Di Mole, Reggio si è stato responsabilizzato, la chiave di lettura potrebbe anche essere quella: ha impiegato quante sono state 8 partite di Coppa Italia per capire qual era il suo ruolo, per fare gli errori che poi puoi fare e responsabilizzarti per trovare poi il tuo posto in questa Serie A2. Certo, poi fidarsi di un ragazzo del 2005 e che lui ripaghi subito questa fiducia è una scommessa. Diciamo che Seregno l'ha ampiamente vinta, perché se è qui a quota 25 punti e ha perso solo 2 partite, c'è tanto di Leonardo Reggio e poi di tutto il resto della squadra, perché insomma ad esempio una statistica non banale, anzi oggi è uno dei fondamentali, perché si dice no, attacco, difesa, i tiri diretti, i tiri da fermo che decidono fondamentalmente gran parte. Il Seregno è in testa questa classifica al 53% di realizzazione. Poi le statistiche possiamo anche andarle a vedere, vince incredibilmente il Correggio al 16% in fondo e il Tiene è terzultimo. Nonostante quello il Tiene è in testa matematicamente, cioè meritatamente alla graduatoria. Io ho visto tutte le squadre, l'unica che davvero ha maramaldeggiato in casa del Seregno è stato il Tiene. Sì, infatti ti volevo proprio dire, insomma, un punteggio abbastanza rotondo quello alla Palazzo Maschini per 8-2 per il Tiene. Secondo te Paolo, conoscendo un po' anche la spavalderia di Seregno, insomma, se fa la sua classica gara tra virgolette ignorante, può mettere in serio pericolo la formazione di Rettis, che insomma qualche piccola crepa l'ha fatta vedere a mio avviso soprattutto nell'ultima partita contro il Roller Requaro. Mi ha sorpreso quella in Coppa Italia col Matera, dove probabilmente a un certo punto non si pensava finisse così. Matera ha capitalizzato tantissimo. In casa del Requaro poi magari bisogna andare anche ad analizzare più, non l'ho vista la partita, 5-1 è pesante, però sai, Requaro ha tanta qualità. Vai, poi magari ci torniamo sulla partita di Requaro, perché insomma... Diamo gli starting 5 che sono Conzato, Comin, Ardit, Andrea Poli e Andrea Zanini per Tiene, dall'altra parte Reggio, Fiazza, Velasquez, Lazzari e Tremolada. Tutto pronto, dice Gian Gregorio, tutto ok per il direttore di gara. Si aspetta solamente
il suo fischio. Santi Velasquez già lì sul centropista, tutto ok, fischietto in bocca, giù il gettone, si parte con questa tiene Seregno subito ad impostare gli ospiti che già con Fiazza fanno capire un po' la geografia a Nicola Comin. Ora primo possesso pulito per Tiene con Andrea Poli che scarica in avanti per Capitan Conzato, sempre Andrea Poli dall'altra parte per Marco Ardit, l'ex Sandrigo, per l'ex Montecchio Andrea Zanini che qui a Tiene ha trovato sostanzialmente una seconda giovinezza. Dall'altra parte Andrea Poli. È interessante, Paolo, intervalliamo insomma un po' di fredda cronaca con qualche piccolo tema, anche un duello a distanza tra Santi Velasquez e Andrea Poli, perché hanno lo stesso rullino di marcia, 19 centri in 15 partite. Sì, con due ruoli diversi però. Santiago Velasquez è un difensore puro, e invece Poli è un attaccante forse non purissimo, ma sicuramente preferisce la fase offensiva a quella difensiva. In aggiunta a tutti, prima parlare di Spavalderia, la realtà che questo Seregno è una squadra che ha sempre creduto, poi andremo a vedere perché di questi punti 7 partite, 7 le ha ottenute in rimonta. E quando le ottieni 7 partite in rimonta, vuol dire che c'è la metà dei oltre, punti, no? Sì. Vuol dire che tu sei sempre sul pezzo e hai una concentrazione per 50 minuti e anche se sbagli poi la mantieni. Qui intanto fallo di squadra fischiato contro proprio Poli. Sì. Eccoli, guarda, Velasquez, Fiazza più indietro, partirà proprio il numero 3, classe 2005, lui è un ex Lodi, ce ne sono alcuni di Seregno insomma che hanno militato nella formazione giallorossa. Ora sì, controfallo, sì. Così chiudiamo. La Fiazza ha cresciuto nei giovanili del Lodi, è arrivato a Seregno 2 stagioni fa e l'anno scorso Seregno l'ha comprato a parametro, quindi non è notizia pubblica, quindi ha acquistato il cartellino. Fiazza è un atleta a tutti gli effetti del Seregno, mentre ad esempio Lazzari è in prestito dal Trisio. Sì, in effetti un po' area di derby per Lazzari e per Ricky Tessarolo, che insomma uno scuola Trissino, l'altro scuola Bassano. Ora vediamo un po' cosa succede. Marco Tremolada intercetta una pallina, il 33 per Santi Velasquez con l'esterno palo. Prima chiarissima occasione da rete per il Seregno, che fa correre più di un brivido sulle schiene dei tifosi, ma anche dei ragazzi lì di Tiene in pista. Ora no look proprio di Velasquez per Marco Tremolada, che ora viene accompagnato all'uscita da Marco Ardit, che con il suo fisico trasforma l'azione da difensiva in offensiva, ferma tutto Gian Gregorio, però si è fermato lì perché c'è Marco Tremolada, non so se... Sì, colpito al volto da Ardit, che è entrato correttamente sulla pallina, si è frapposto tra l'avversario e la pallina, ha colpito al volto involontariamente con il giusto vigore che ci deve essere in questo intervento. E di Marco Ardit hai citato l'ex, ma lui ha giocato anche, se non sbaglio, 4 stagioni, 3 o 4 stagioni a Monza, sì, anni fa in Serie A1 e facendo l'Eurolega, la Champions League, quindi lui e Mattia Baggio sono due atleti di categoria superiore nella maniera più assoluta. Ardit riceve da Zanini. Ora Andrea Poli, sempre per l'ex capitano di Montecchio. Poli e Zanini hanno giocato assieme proprio nella storica stagione in cui Montecchio riuscì a guadagnarsi una meritata promozione in A1. Conzato in avanti, ecco il 17, sempre per Marco Ardit, prova ad accentrarsi, deraglia il numero 4, riparte Tremolada. Dall'altra parte Santi Velasquez si mette in proprio il 33, che però di una spanna conclude fuori. Sempre Santi Velasquez, argentino sanguanino nelle vene, nato a Lisbona, chissà perché, no? Perché il papà era un Mariano, sì. E poi ce n'erano un paio di Velasquez lì, se non sbaglio. No, Pancito è stato uno dei più grandi giocatori tecnici più forti della storia. Qui attenzione a Fiazza. Intanto per tornare alla partita, poi magari di Velasquez ne parliamo, 2 azioni pericolosissime del Seregno, sempre partono da una grande attenzione nella fase difensiva. 2 ripartenze, 2 contro 1 sono tante, contro una squadra contro il Tiene, se non le capitalizzi poi rischi di pagarle a caro prezzo. È accaduto nella partita d'andata, vedremo ora, ma la fase difensiva del Seregno con quelle 2 palline recuperate e quei 2 contro 1 sono sicuramente un campanello d'allarme per la formazione di casa. Allora, ferma tutto Gian Gregorio, si deve ripartire da quel punto lì, alzato prima 2 dita al cielo. Ci sarà un ingaggio, eccolo lì, proprio tra Lazzari e Poli, 13 contro 9, la pallina decolla fuori dalle balaustre. Per ora nessun movimento nelle panchine, avremo la possibilità dopo di sentire anche con Federico Rossi cosa diranno i tecnici. Sono 2 tecnici che sono abituati insomma a effettuare cambi abbastanza repentinamente, poi nell'hockey moderno, Paolo, l'intensità la fa da padrona, quindi devi
necessariamente quando se ne sono andati i primi 5-7 minuti mettere mano già alla panchina. Sì, no? Assolutamente, quando vedi già 18 sul cronometro è ora già di cominciare a pensare a far rifiatare qualcuno, o qualcuno che è male entrato nella partita. Una parola sull'arbitro. Gian Gregorio è un arbitro di grande esperienza, ha arbitrato tantissime partite di Serie 1, quindi per una partita come questa sicuramente è stato scelto un fischietto secondo me decisamente all'altezza. Attenzione a questo 3 contro 2. Capisce tutto, mamma mia, decripta come pericoloso il messaggio di Zanini, il buon Gioele Lazzari. Pallina contesa che finisce ora nella stecca di Marco Tremolada, insomma protagonista un paio di settimane fa qui proprio a 5-6 km da Tiene con la trasferta di Montecchio, un Montecchio che attenzione, si è aperto anche il cancelletto, ferma tutto Gian Gregorio, dice che lì bisogna sistemare l'uscita delle balaustre qui al Palaceccato. Sì, insomma un Seregno che ha capitalizzato bene, insomma, anche questa sua attenzione anche in una partita delicatissima e per nulla scontata contro il Montecchio che si è rafforzato tantissimo con gli innesti di Del Santo e di Català, una delle pretendenti chiaramente alla promozione, però insomma se ne è uscito dal Pallavaccari con un 2-2. E che se il primo tempo era uno 0-5 non c'era niente da dire, hanno giocato a una porta con Català che ha tolto 3-4 palline, poi Reggio nel secondo tempo ha bilanciato la situazione. Questa ti fa capire, ti ho detto questa frase semplicemente non perché fare per spavalderia, perché ti fa capire la crescita di questo Seregno. Mai e poi mai tu le occasioni le puoi avere nel tempo, quando arrivi a giocare certe partite tendi a difenderti. In questo caso hai visto la difesa del Seregno molto alta, ha avuto 3 palle recuperate e 2 grandi occasioni, a Montecchio molte di più. Sì. Ed poi era avanti 2-0. E poi è sorprendente il fatto che sostanzialmente quasi mantieni fermi gli addendi, perché insomma hai avuto l'anno scorso Cirino, quest'anno ti è arrivato Velasquez, insomma bene o male l'impianto di gioco insomma è quello, con Giaroni che è rimasto ad allenare questa squadra. Ricordiamo il campionato illegale dell'anno scorso in cui Seregno si è salvato qui a Tiene non giocando, perché Tiene era riuscita a vincere contro il Modena, però una squadra che veramente ho detto dopo la Coppa Italia, ho detto ai qua c'è qualcosa che non va, e poi invece sono stato piacevolmente ricreduto da come ha giocato questa squadra qua in campionato. Beh, in realtà il cambio Cirino Velasquez, va via un attaccante che aveva le punte di velocità forse insieme a Nahuel Calvo le più importanti della categoria, e tanto Ardit, eccolo qui, si gira con rovescio, la palla è alta di poco, grande conclusione, forse c'è anche deviazione, ma sì, Domenico è lì, quindi palla tiene, quindi grande conclusione qua, ha nascosto la pallina, l'Aldata aveva fatto un gran gol simile. Allora Andrea Poli, Gian Gregorio chiama alla distanza a Tremolada e Velasquez, eccolo lì, Andrea Poli incrocia con Alessandro Conzato che però lascia partire il suo tiro abbondantemente a lato. Marco Ardit con tanta fisicità guadagna anche un fallo di squadra. Questo è il secondo puntino nel pallottoliere disciplinare per gli ospiti, con il secondo punto fallo di squadra, mentre Tiene è fermo a quota 1. Poi anche il solito adagio insomma sulla contabilità dei falli. Tiene è una squadra che non fa molti falli, diciamo è poco cattiva, molto leziosa, le piace il bel gioco, è unanimemente riconosciuto che questo giocato qui al Palaceccato è uno dei più bei giochi di tutti e due i campionati di A2, però insomma qualche spigolo in più forse questo viene chiesto alla formazione di Retti. Direi non solo al Palaceccato, io l'ho visto a Seregno, a Correggio, in altre partite, ha una fisionomia di gioco e una qualità di gioco sicuramente alta. Il Tiene è meritatamente primo, adesso si sta alzando la difesa esatto. Sì, con Zanini, proprio per Poli che aveva lanciato il suo pressing solitario, che ha avuto un ottimo dividendo. Dall'altra parte Conzato, tracciante per Ardit che non ci arriva per una stecca e mezza. Di nuovo Santi, Velasquez in avanti, diagonale per Marco Tremolada, pericolosissimo a Seregno per ora. Tiene, costruisce, Seregno fa paura, ora dai e vai tra Poli e Ardit, però di nuovo Santi Velasquez. La partita ora si apre sempre con il sanguanino che passa per Marco Tremolada, e poi Nicolone Comin ci mette il fisico, si distende, ancora la pallina lì in mezzo nel traffico, sbroglia la matassa proprio la difesa di Tiene. E ora attenzione, Lazzari con Mauro Fiazza, il 3 capitano, lascia partire un tiro che però ferma Gian Gregorio, pallina troppo alta. Nessun movimento ora, sì, con Tremolada che se ne va fuori, entra non vedo, eccolo lì proprio Febbo che guadagna appunto il suo posto qui in pista. Edoardo, classe 2004, proprio prodotto
doc di Seregno, se non sbaglio, no? Sì, assolutamente, ha rischiato la vita 2 anni fa, l'anno scorso lui non l'ha praticamente giocata perché in un incidente ad agosto 24 ha subito dei gravissimi lesioni interne, ha rischiato la vita, è stato fermo un anno e quindi è uno di quegli acquisti praticamente di questo Seregno, è migliorato tantissimo, adesso sicuramente vedremo le capacità, non si misura col numero 2 gol, attenzione intanto prova ad andare di là, il tiene ma Lazzari recupera questa pallina, grande la difesa di Poli che sì. poi con caparbietà e tecnica va a scippare la sfera al numero 9, lo insegue, qui ci sarebbe fallo di squadra, Giandomenico avrebbe dovuto fischiarlo perché si può dare un fallo di squadra anche in movimento, lì il braccio sinistro dritto e quello destro girato verso il senso destro della telecamera, ci stava tutta la vita perché Lazzari poi è tornato con una steccata proprio su Poli. Allora giù viene affossato Santi Velasquez da Marco Ardit che anche libera il suo tiro, niente da fare, deve ripartire dall'altra parte con Andrea Poli che chiama a raccolta anche Gonzato. Ora la cavalleria in avanti li tiene con Andrea Zanini, Andrea che ha il suo bel da fare nel liberarsi di Santi Velasquez, giro porta per Marco Ardit, di nuovo l'ex capitano di Montecchio che trova però nel suo passaggio forse un po' troppo alto Ale Gonzato che ripassa per Andrea Poli, altri 13 secondi sul cronometro più piccolo per concludere l'azione d'attacco, rimarranno 11 ora però con un fallo di squadra che è il terzo a carico di Seregno. Gian Gregorio dice a tutti fermi, ci penso io a fischiare, quindi Seregno arretra, dall'altra parte Zanini. È pronto al cancelletto Pippo Ballardin e anche Giaroni fa uscire Fiazza e fa entrare Ricky Tessarolo che anche lui sente aria di derby, quindi 2 vicentini su 4 di movimento di Seregno. Tranne il Correggio momento, sì. Sono tutti derby praticamente per i vicentini, le altre 8 sono venete, quindi ci sono 16 derby a campionato per Tessarolo e Lazzari, anche se ormai Tessarolo lui era partito dalla B del Bassano ed era così, aveva trovato Seregno come, non dico ripiego, ma come squadra che lo faceva giocare e crescere nella scelta dell'università, e in realtà lui è cresciuto tantissimo, ha ricevuto tanto da questa società ma ha dato veramente tantissimo anche Tessarolo e adesso è un giocatore di buon livello di questa Serie A2. Vabbè, con allora Ricky Tessarolo che è accarezzato dal desiderio di passarla a Santi Velasquez che però ha perso un tempo di gioco. Attenzione, Andrea Zanini in avanti, vede bene Marco Ardit, transizione di Tiene ora con il numero 4 che se la deve dare proprio con il 7 bassanese, ancora Marco Ardit all'indietro per Ale Gonzato, sempre Zanini, però la stecca di Febbo ferma tutto senza fallo però con rimessa tienese. Primi 8 praticamente di gara che se ne sono andati. Sì, molto passa da Marco Ardit ovviamente, perché transizioni, l'ultimo passaggio, in fase di conclusione, a parte quel tiro che ha fatto partire di rovescio, attenzione perché è un 3 contro 3 con una buona idea di Zanini di un'imbucata per Gonzato, Ardit veramente ha tanto quarto fallo del Seregno che... sì, ora se ne va fuori Andrea Zanini, entra Pippo Ballardin. Tiene Seregno non è l'unica partita di giornata perché se ne stanno giocando altre, come vedete in sovraimpressione. Nicola intanto è suonata la sirena ma credo per errore perché sì, non c'erano torrette accese. No, magari da casa hanno sentito la sirena. Diciamo qua attenzione, un fischio probabilmente sarà stato dagli spalti che si sono riempiti via via. Ecco, come vedono i telespettatori, intanto Ardit ha una grande accelerazione da sinistra, pallina rasoterra, è stato bravissimo Reggio, forse l'occasione più importante finora del Tiene con questa accelerazione di Marco Ardit, come giusto che sia, prende in mano le chiavi della squadra, insomma è uno che ha giocato su piste di Porto, Benfica, Noia, quindi sa come si fa. Assolutamente, con Ale Gonzato che ora prova a tagliare per Pippo Ballardin, il classe 2003, deve ripassare indietro per il capitano che lascia partire il suo tiro abbondantemente a lato. Qua solito tema con un Tiene che per ora che anzi non ha nelle sue corde forse il tiro dalla lunga distanza, quindi fa bene Seregno ad abbassarsi molto per quanto riguarda la fase di gioco, però mette in mano qualcosina Gian Gregorio, vediamo, sì. Sarà un giallo a carico di
Santi Velasquez per aver fatto un po' di trash talking, giusto? Sì, più che trash talking si è lamentato alla grande di quell'intervento sul limite dell'area. Gian Gregorio giustamente. Ne approfittiamo per vedere anche i risultati. Avevo provato a lanciarli prima, eccoli qui, con Trissino e Recoaro che sono inchiodati sull'1-1, mentre il Correggio Corsaro per ora l'area Canava, e poi Montecchio che ha messo il muso in avanti nel derby dell'Astico contro il Sandrigo. Allora, gioco che riparte qui il palaceccato. Marco Ardit, taglio per Ale Conzato, però disturbato, e attenzione a rimorchio, ci arriva anche Andrea Poli. Ora cade Marco Ardit, e il fallo numero 5 qui, tanto mestiere di Marco Ardit, ha sentito il contatto e non ha visto l'ora di cadere per guadagnarsi il fallo numero 5, Paolo. Per Febo, come dicevo, è giusto il secondo anno di A2, Ardit è rudatissimo, però la parata di Reggio è stata veramente importante, perché ha battuto a colpo sicuro, lui il guantone sinistro l'ha tirato su, è andato a togliere questa pallina. Adesso Seregno che non riesce più a recuperare e impostare, Seregno tiene che come l'è andata gradualmente, ha fatto un po' sfogare l'avversario, poi gradualmente sta alzando i giri del motore. Adesso anche con Ballardin, che è uno in velocità ci sa fare, ma attenzione Tessarolo laterale di sinistra, è molto ben schierato, il tiene quasi con un ipotetico rumbo. Ora ovviamente sono combinate le coppie attacco-difesa, c'è dietro porta Febbo, laterale di Tessarolo, Fiazza e Velasquez. Sì, se ne sono già andati i primi 600 secondi di gara, con in realtà le due più nitide occasioni sulle stecche dei seregnesi. Dall'altra parte tanto gioco, però attenzione, un 1 contro 0 di Edoardo Febbo, che da solo si fa ipnotizzare da Nicola Comini. Allora quindi mettiamo anche 3 come occasioni da rete, e poi Baggio che è entrato, però si fa rubare la pallina da Ricky Tessarolo. Tutti e due scuole passano 54, e poi il tracciante in mezzo di Velasquez per Edoardo Febbo, che non ci arriva per questione di centimetri. Gara che si apre ora con Pippo Ballardin, però bravissimo Leonardo Reggio ad allungarla, e poi Seregno che riparte. Per ora non ci sono chiamate di time out, evidentemente sia Retis che Giaroni insomma preferiscono in queste prime fasi di partita lasciarla giocare, perché evidentemente insomma quello che sta succedendo su questa pista evidentemente va per il momento bene, no? Sì, oddio, tre testa a testa del Seregno forse non andrà bene a Retis. Il fatto che di là Reggio abbia svolto, sì, comunque parate, ma ordinaria amministrazione, di cui Comini ha fatto vedere tutta la sua qualità. È già arrivato a 40 Comini, 40 prima del Sidero, lui è quindi è un 81 come vecchia scuola, 45, quindi ecco, figuriamoci. Però non si vedono, perché davvero ha fatto una gran parata lì, un palo esterno, 3 grandi occasioni, però sempre comunque difesa attentissima di partenza. Ardit che va proprio da Ballardin, Tessarolo e poi Velasquez cattivo, e qui c'è il fallo di squadra, siamo a 5-2 il fallo di squadra. Prima eccolo lì, si accende appunto la torretta, il totem della time out dalla parte di Giaroni. Vediamo se Federico Rossi riuscirà ad arrivarci con eccolo qui, con il time out. Eccoci qua, ascoltiamo. Andiamo avanti a difendere così, ok? Se difendiamo duro, se difendiamo con gli aiuti, si crea poi gli spazi. Abbiamo avuto 2 o 3 contropiedi, ok? Partiamo sempre dalla fase difensiva. In fase di attacco dobbiamo aiutarci tanto con i 2 uomini alti. Quindi, se il mio compagno qua a palla, vengo a portargli un blocco, rientro, scarico palla giù e poi cerchiamo questo ingresso qua. Comunque raga, quando abbiamo la palla qua, i 2 coglioni non devono aspettare la palla a sponda, perché loro stanno fissi. Esatto. Piuttosto facciamoci vedere i centrali, perché loro stanno qua come i carabinieri, una destra e una sinistra. Andiamo, al massimo andiamo e poi rientriamo per ricevere palla centrale, ok? Teniamo un po' di più palla. Sì, non è facile, Edo, non è facile. L'importante Insomma, dovevamo mettere qualche omissis nel time out, perché inevitabilmente un po' di milanese imbruttito se ne esce. La no? cosa è che poi lui all'università è un mezzo genio, ve lo giuro, cioè, sembra che parla con uno scaricatore di porto, fra un po' sarà un ingegnere. Dai, la mettiamo sul ridere. Il fratello si è laureato, Luca, però Luca non parla come lui. Torniamo qui, Giaroni ovviamente ha cercato di dare delle dritte, poca roba, fase offensiva con gli uomini che devono uscire. Qua Tessarolo intanto va su Comini che fa buona guardia,
e quindi giocare un po' più con più sicurezza in avanti. Intanto qui tiene a troppa fretta, c'è il pressing di Baggio su Tessarolo nella sfida tra numeri 7, esce molto bene Tessarolo e Gioele Lazzari a Ballardin fronte a fronte, riesce a liberare con una pallina che arriva direttamente da Comì. Gian Gregorio dice sopra 1,5 metri, pallina alta e punizione per il Tiene. Allora, Poli sulla pallina, Ardit vicino a lui, Febbo però la sfera va rimessa un po' più in avanti con Pippo Ballardin che tocca per Mattia Baggio, ex Bassano 54, circunnaviga i pali di Leo Reggio, deve scaricare per Ballardin, sull'angolino dall'altra parte c'è Marco Ardit, pronti all'entrata in pista anche Pietro Luotti e il rientro anche di Andrea Zanini, quindi insomma qua Paolo un Tiene che ha veramente una possibilità di rotazione penso seconda a nessuno in A2, no? Assolutamente, beh, gli 8 esterni, allora uno come Ardit e uno come Baggio in A2 nel girone A pochissimi li possono vantarli, quindi Tiene quel roster per essere in primo. Davvero, adesso è a +3 perché è inciampato così con il Requaro. Poi apriamo e chiudiamo parentesi, Requaro con Greco, Piroli, cioè, ha dei giocatori che hanno per i polli, che era in fan prodige tanti anni fa lui, ai tempi del Breganze. Cioè, quindi ha una squadra con la qualità Recoaro, soprattutto in quei tre che hanno in pochi. Poi chiaro, sappiamo che la squadra è una società costruita non con un fondamento di far crescere i giovani ma per altri motivi, comunque l'hockey è questo, quindi benvengano i roller Recoaro. Intanto Febbo bravissimo a spazzare pulito su Poli, ti avevo detto di Febbo, anche la palla recuperata prima, che è un giocatore che non devi contare sui gol che fa ma sulla qualità delle giocate all'interno, nelle pieghe della partita. Ne ha fatti solo 3 quest'anno, però 2 abbastanza pesanti. Attenzione, sì. Pippo Ballardin, però gli si distende Leonardo Reggio che dice di no al numero 16 tienese. Febbo ha fatto 3 gol, 2 dei quali belli pesanti in quel di Correggio, proprio nelle prime 3 giornate di campionato. Poi è rimasto a secco, però sì, anche tu hai detto insomma tanta quantità di Correggio, Edoardo, sì. 4-1 il primo tempo, qualsiasi altra squadra non avrebbe rimontata, è finito a 4-5 con merito tra l'altro, quindi vabbè. Brava passata, adesso qua prova con un grande gioco, poi a venire in 2, c'è il raddoppio, Tessarolo e Lazzari, poi Baggio laterale sul lato debole, mette in mezzo un'altra pallina, Baggio già un paio di palline in mezzo qui per Ardit che non riesce a deviare, arriva Lazzari, c'è impressione Ardit e invece è Tessarolo che esce, pallina sulla stecca, Fiazza e proverà a giocare un po' ragionato il Seregno. Invece con un dai e vai non look di Tessarolo, attenzione, che secondo me sorprende anche Fiazza. Però vedi, grande difesa questa da parte di Seregno, appunto come abbiamo detto prima Paolo, con un Seregno, vedi, guarda come si pressa, si ritrae nella sua metà pista, però attenzione adesso a Pippo Ballardin con Tiene che vuole la manovra, però dall'altra parte aggressivissima Seregno, dall'altra parte Tiene, cerca di difendere alta, però appunto si espone molto spesso ai contropiedi. Quanti ne abbiamo contati prima Paolo? 3 puliti e in aggiunta a quello che dicevi della difesa del Seregno, la prima cosa che fa è attaccare e creare pressione sul portatore di pallina, che è la prima cosa che fa il Seregno, in aggiunta, forse ancora prima di della definizione che hai detto della fase difensiva, quando uno del Tiene ha la palla di là c'è sempre l'uomo subito addosso, e questa comunque è il fondamento di questo 0-0 in questo primo quarto d'ora che è volato via. Sì, qua gattoneria da parte di Mattia Baggio che probabilmente si è accorto che c'erano solamente 2 secondi sul cronometro di 45 e l'ha buttata addosso a Reggio, quindi dal regolamento si riparte sui 45, Tiene che continua la sua pressione, altri 616 secondi al tramonto di questo primo tempo, un primo tempo che sta vedendo Seregno rispondere colpo su colpo, o meglio è Seregno che ha avuto le occasioni più nitide, Tiene ha costruito tanto, però poi quando c'è tanta densità lì, insomma c'è tanto traffico nell'area che neanche insomma a Nuova Delhi all'ora di punta. Assolutamente, no? Poi allora la fase difensiva è quindi diciamo il fulcro del tuo discorso, perché Tiene ha fatto fatica e Seregno con la difesa in ripartenza, però prima che riparta un occhio anche sul Sandrigo che insegue, che è a -5, in questo momento a -6, 2 che tu conosci, Dal Santo e Calvo, 2-0 per il Montecchio. Questa è una partita che va seguita con grande attenzione, perché potrebbe veramente determinare la griglia dei 4 playoff, al netto di cosa combinerà il Trissino, che sta lavorando bene ma che ai playoff non ci andrà. No, perché appunto il farm team della formazione
di A1. Attenzione ora il tiro di Ardit, contenuto in qualche modo da Leonardo Reggio, si distende Seregno in avanti con Fiazza che lascia partire un tiro passaggio, la recupera Gioele Lazzari, sulle sue tracce Franco Bollato come si direbbe negli anni 80 da Pietro Luotti, all'indietro Febo per Fiazza cerca un'idea, la trova sul passaggio proprio al numero 30 seregnese, all'indietro per l'ex Trissino Gioele Lazzari. Ecco lì Gioele che deve vedersela con Pietro Luoti. Ora Lazzari lascia partire anche il tiro, però contenuto da Nicola Comini. Ora sulla balaustra per Marco Ardit, sempre per linee verticali su Pippo Ballardin che deve accentrarsi in qualche modo, deraglia il numero 16. Ora cortesie per gli ospiti tra Pippo Ballardin e il numero 30 che è Luca Vaghi, che è entrato in pista anche lui. Luca Vaghi classe 2009, insomma 3 gol l'anno scorso, già un gol quest'anno, insomma talento purissimo in quel di Seregno. Qui intanto Velasquez che anticipa l'avversario ma alza la stecca, va a riposare Marco Ardit dopo aver veramente cantato e portato la croce per 16 minuti e 11 secondi. Ora quintetto con Mattia Baggio, forse a fare un po' da playmaker, no? Con Ballardin, aiutami, Zanini e Luotti, Pietro Luotti. Eccolo lì Andrea Zanini che però non riesce a trovare il passaggio, arriva però nella stecca di Pietro Luoti, eccolo il numero 6 per Mattia Baggio che tenta anche con il rovescio, però deraglia Andrea Zanini. Questo è il fallo di squadra Paolo numero 6 per Seregno. Attenzione perché ha già superato la metà della contabilità utile la formazione di Luca Giaroni. Rarissimo, non succede, è la prima volta che vedo 6 falli nei primi minuti e tra l'altro qui Velasquez l'ha commesso proprio male perché è arrivato in ritardo sull'accelerazione. Qui Zanini e la deviazione, la spizzata di Ballardin. Che poi è difficilissimo rasoterra mettere il bastone di taglio. Qui attenzione Fiazza, ma Comini è immenso quando chiude il palo, è uscita qui Fiazza, inspiegabile insomma questa, non da lui ti dirò proprio, infatti perde anche un po'. Settimo fallo di squadra per Seregno. Ora Pippo Ballardin addirittura in 2-3 con Fiazza a recuperare questa pallina, si distende in avanti Seregno. Ora rientra in qualche modo Mattia Baggio, pallina che tramonta lì dietro la rete di contenimento della porta di Nicola Comin. Diamo anche un outlook sugli altri risultati del girone A di A2 con eccolo lì, insomma Trissino sempre 1-1 con il Recoaro e poi Correggio insomma che ha messo anche il 2 dall'altra vince parte, senza Sala e Menendez con Righi e Olban. Qui è tutta cantera Correggio questa stasera. Sì, questo è un dato sorprendente perché appunto sulla carta togliendo insomma dei carichi da 11 alla formazione di Ramon Pardo insomma la vedevo abbastanza dura, anche perché insomma un Diadema Roller Bassano che insomma 7 giorni fa in quel di Seregno insomma, Sì, ha trovato il pareggio fortuitamente con una palla persa, ma è stata una partita che il Seregno avrebbe ampiamente meritato di vincere. Santi Velasquez deve liberarsi dalla marcatura di Pippo Ballardin, eccoli lì ancora i due a sportellate, recupera Pietro Luotti, prova ad accentrarsi il prodotto del vivaio tienese, niente da fare, ora si rimette in proprio, vediamo se il fatturato è buono, anzi no, insomma pochi dividendi buoni per questa azione di Pietro Luotti che ora si fa soffiare la pallina, riparte Mauro Fiazzi in avanti, il capitano seregnese contro Mattia Baggio, trova anche la possibilità di passare, però Andrea Zanini con il settimo senso riesce a intercettare la pallina, trasforma l'azione da difensiva in offensiva, da solo contro tutti, controllo così di Pippo Ballardini, approfitta Santi Velasquez, eccolo lì, il fratello del Cacu che è il portiere di Monza proprio, quindi i due fratelli tra l'altro vivono assieme, abitano proprio lì in Brianza tutti e due, grande campionato proprio di Kaku che con il suo Monza insomma ha fatto vedere cose meravigliose
in questa 1, ma anche l'anno scorso Monza, insomma, non scoppiamo, una formazione molto solida, no? Intanto Vaghi col suo 2009 da destra ha messo in mezzo un assist no look con una Veronica, la palla forse ha sorpreso lo stesso Velasquez che adesso va qui, Baggio difende di schiena e quindi non riesce a recuperare una pallina, se no sarebbe partito in contropiede. Marco Tremolada a tagliare la pista ancora per Luca Vaghi, personalità comunque di questo Seregno che davvero ha saputo difendere e soffrire. Alla fine se guardiamo Reggio ordinaria amministrazione e nulla più, Comina ha avuto interventi un po' più complessi. Qua Ballardin centrale, lasciare una pallina forse. Attenzione sulla sua mattonella, niente da fare, tiro accompagnato che però si spegne ancora prima di arrivare da Leonardo Reggio, e allora adesso la difesa di Correggio, la patinata di Piazza, il tiro del numero 3 che in qualche modo impensierisce la difesa tienese perché c'è stata una deviazione da parte di Pippo Ballardin. Ora attenzione, ultimi 5:20 sul cronometro al tramonto del primo tempo. Andrea Zanini, classica azione sulla sinistra da parte sua, vede con la coda dell'occhio Pippo Ballardin, però qui con Mattia Baggio che forse con qualcosa in più del mestiere riesce ad interrompere l'azione d'attacco di Marco Tremolada. Marco che tra l'altro lui è un super tifoso del Milan e se non sbaglio appassionato anche come te di basket. Sì, lui segue Golden State, Golden sì, State sì. e Steph Curry tra i suoi idoli. Però adesso vediamo cosa è successo qui. Questa me l'ero dimenticata. Sì. Sai cosa è successo? È successo che si sta alzando la tensione, sì. un po' il nervosismo e si sta abbassando la qualità di gioco. Un po' perché il Tiene non riesce a fare sostanzialmente nulla, perché o c'è l'anticipo o c'è il fallo, perché comunque 8 falli Seregno ne ha mai fatti in un tempo, te lo posso garantire, finora. E quindi il nervosismo un po' ha contagiato entrambi. Allora si pensa quasi di più a protestare. Anche prima Velasquez in mezzo alla pista, una protesta in cui poteva tranquillamente continuare a giocare e a seguire la pallina, e adesso secondo me nella bagarre chi ha più esperienza è sicuramente il Tiene e ne può tranquillamente trarre un vantaggio. Vediamo se ora con Andrea Poli ci sarà la giocata giusta per Andrea Zanini, doppio blocco. Luotti, sì, altro che con Baggio al limite dell'area che ha portato prima un blocco a sinistra, poi un blocco a destra, dimostrando di lavorare tantissimo per i compagni. Adesso si è infognato, passami questo termine, là in fondo il Tiene, palla persa, ma il lavoro di Baggio che pensavo facesse un po' di più di playmaking e invece lavora tantissimo per la squadra senza palla in questo momento. Ora Tessarolo con Velasquez e Luca Vaghi, fuori Piazza che era secondo me stanco e anche un po' nervoso in motivazione con la spinta in balaustra. Attenzione, intercetto da parte di Andrea Poli, 2 contro 2, però rientra con la velocità della luce la difesa di Seregno. Ora 2 addirittura sul portatore di pallina. Ora Baggio non trova la sfera, la trova invece Ricky Tessarolo che passa all'indietro per Luca Vaghi, sempre Santi Velasquez. Ora Marco Tremolada, il 33 per Ricky Tessarolo che prova anche a liberare il suo piatto. Attenzione con il fisico, sempre Marco Tremolada. Andrea Zanini, attenzione, scintille tra i due. Ora Marco Tremolada che anche con la sua mano tira la maglietta, vede Gian Gregorio, fischia il fallo in movimento e siamo a quota 9 con la luce rossa che tra poco si accenderà. Arbitrato, anche playoff alto livello, adesso va ad ammonire Giaroni in panchina. Attenzione, time out ora di time out chiamato ancora da Giaroni e secondo me speriamo di non sentire altri beep, perché intanto 3-0 del Montecchio su Sandrigo con calma. Comunque 2-3 minuti. No, ragazzi, sta fischiando solo per loro, ok, va bene. Non innervosiamoci, stiamo tranquilli e l'importante è, mancano 3 minuti ragazzi, se riusciamo a fare dei possessi un po' più lunghi, almeno respiriamo anche un po', siamo a 9 falli, ok? Tanto prima a 10 ci arriviamo tranquillamente, non è quello il problema. Però quando abbiamo palla cerchiamo adesso di giocare la palla giù, ok? Giochiamo 2 giù e almeno tiriamo via la pressione qua dal metacampo. Cerchiamo di fare dei possessi un po' più lunghi giù, se poi dopo c'è la possibilità o con un blocco o con un taglio alle spalle, ok? La cerchiamo. Ok? L'importante è difendere ancora bene. Caro Nicola, io seguo tutte le partite dell'Eurolega di basket, tutte, nessuna esclusa.
e io un audio così nelle panchine dei migliori palazzetti, dal Palau Blaugrana alla Fonteta a Oaca di Atene, non ho mai sentito un audio nelle panchine. Chiusa la parentesi, facendo i complimenti strameritati, lo facessero così anche società di vertice, e qui mi fermo. Giaroni non ha calmato i suoi con quella frase, ha fatto il pompiere, ha fatto un po' il pompiere, certo, però effettivamente Seregno adesso non sta giocando offensivamente, ma tiene la squadra comunque di uno che ha qualcosa in più, ovviamente se non sarebbe prima con quei punti. Adesso Vaghi prova ad andare da Tessarolo con troppa velocità, frenesia, adesso in questo momento e nervosismo, i 9 falli ne sono la certificazione. Pietro Luoti cade a terra, Santi Velasquez, strappo del Sanguanino per Luca Vaghi che sparacchia alta, occasione monumentale questa per Seregno, un Seregno che 4-4, lui attenzione che ha cercato di fare suo questo primo tempo, mancano 2 minuti e 20 secondi, allora Baggio in avanti per Andrea Zannini, giocano veloci quelli di Tiene, esterno della rete, illusione ottica del gol, dice Gian Gregorio, sulla pallina a 2. Certo, questa è la quarta occasione che il Seregno ha in 2 contro 1. Io non so se il Tiene tu l'hai mai visto incassare così tanti contropiedi 2 contro 1 in campo aperto in un tempo. Sì, diciamo già 15 giorni fa con Trissino, sì, poi sai, attenzione sì, ora con Andrea Trissino Poli, ce l'ha, Trissino ha 8 piccoli talenti e sono 8 che potrebbero giocare tranquillamente in Serie 1, tutti i ragazzi 2008-2009, i Tognetti e compagnia bella, il Reniero, che sono molto 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 bravi, molta qualità nella seconda squadra del Tiene, non solo nella prima, e nel gol di Gioele Piccoli, chiusa parentesi. Attenzione perché fra poco saranno 100 i secondi che separeranno le due formazioni dalla fine del primo tempo. Tremolada sulla pallina, in avanti, bene per Ricky Tessarolo, lì tutto da solo però con Baggio a controllarlo. Ora eccolo lì Marco Tremolada, ho scoperto il suo nome di battaglia è Bozzo, ecco, quindi sono tranquillamente a dirlo. Attenzione, autostrada per Tessarolo da solo in qualche modo. Nicola Comin, ma cosa è successo Paolo? Mamma mia. È successo che il Seregno ha sprecato la quinta occasione davanti a Comin. 5 sono tante, e quello che dicevo all'inizio, dovresti capitalizzare contro una squadra come il Tiene, perché poi è finita l'andata, ne ha fatte 8, potevano essere anche 10. 3 contro 2 di Tiene che però non ha esito. Ora Andrea Poli, hamburger su di lui, con i panini sono appunto però era regolare, perché sì. Vaghi non è entrato con irruenza. No, non ho detto che era falle, proprio è stato fatto un panino tra Poli e i due giocatori di Seregno che ora devono richiudersi. Guarda come difende bassa Seregno con Andrea Poli che deve ripartire da casa sua perché non ha assolutamente spazio per muoversi in avanti. Eccolo lì Andrea Poli per Mattia Baggio, neanche la possibilità di tiro con Santi Velasquez che gli mette anche la stecca. Attenzione Andrea Zannini, lascia partire il rovescio, pallina sempre tienese, però in qualche modo Andrea Poli, passaggio così, ultimo giro di lancette già iniziato da 20 secondi Paolo, con Tiene in avanti con Andrea Poli che in qualche modo, attenzione, Leo Reggio, la pallina finisce sotto le sue gambe, ingaggio fischiato da Gian Gregorio. Hai omesso la parata precedente perché eri in piena narrazione, mandarla a prendere col gambale a mezza altezza non è roba per tutti. Hai visto la nonchalance con la quale è andato col gambalone sinistro a togliere con la pallina a mezza altezza? È una parata tecnicamente molto difficile, ma la qualità di Reggio insomma è davvero elevatissima in questo campionato. Pietro Luoti deve andarsene dietro porta, Ricky Tessarolo su di lui, deve scegliere la stecca di Mattia Baggio, più indietro Andrea Zannini, lascia partire anche il tiro che forse probabilmente sarebbe andato anche fuori dalla luce della porta di Leo Reggio, che ora si vede sorvolato da una pallina che finisce anche dietro la rete di contenimento. Però c'è stata una deviazione seregnese, no, dice Gian Gregorio, sarà pallina proprio per la formazione brianzola che ha l'ultimo possesso di questo primo tempo che sta scadendo proprio in questo momento con la parata di Nicola Comin. Quindi a riposo le due formazioni, 0-0. Paolo, la nostra solita Polaroid di questi primi 25.
Tiene che quella partita che potevamo immaginare, Tiene che ha fatto la partita, Seregno che ha difeso, io direi alla perfezione, perché miracoli Reggio non ne ha dovuti fare. Si è creata con questa grande difesa quelle 5 situazioni, non ne ha segnata neanche una. Potrebbe essere qualcosa che pagherà nel secondo tempo, al netto del fatto che deve sicuramente far calare il nervosismo. 9 falli di squadra non li aveva mai commessi, spada di Damocle lì, il 10° arriverà sicuramente a breve. Sì, questo può essere un tema appunto con la formazione di Geroni, che deve stare attento adesso anche alla contabilità disciplinare, perché una partita che vuoi per Nicola Comin, vuoi per l'imprecisione, abbiamo visto il Tessarolo nell'ultima parte, vuoi per l'improduttività nell'ultimo metro di Tiene, è ancora ancorata sullo 0-0, e forse una punizione di prima, un rigore che sia da una parte o dall'altra, può veramente decretare il successo delle assolutamente, squadre, no? sì, potrebbe finire veramente una partita con risultati ai minimi termini. L'equilibrio è tanto, fammelo dire, per merito del Seregno e della sua difesa, ovviamente, perché comunque ha fatto la sua partita. Tiene è lì un punticino alla fine. Quest'anno ci sono i playoff, quindi non puoi neanche spingere sull'acceleratore. Probabilmente dalla Coppa Italia un lieve calo la squadra l'ha avuto, lo stiamo vedendo, non c'è la brillantezza di gennaio quando venne a Seregno segnando 8 gol, però sai, è lunga. Va bene, allora io direi che per questi primi 25 è tutto quanto, ridiamo la linea alla regia e ci risentiamo fra 6 minuti e 50 secondi esatti.
0-0 qui alla Palaceccato dopo i primi 25 di gara tra l'Hockey Tiene e l'Hockey Seregno. Insomma, partita non tanto da 0-0, giusto? Forse il risultato sembra un po' bugiardo qui, con un Seregno che ha avuto almeno 4 nitide occasioni da rete. Dall'altra parte Tiene solito a macinare il gioco, però poche volte veramente pericoloso dalle parti di Leonardo Reggio. Vedremo cosa succederà nei prossimi 25 minuti. Io Nicola Maragnin e qui vicino Paolo Virdi per questo secondo tempo di Tiene Seregno. Paolo. Sì, il nervosismo ha caratterizzato il primo per certi versi, non lo ha l'ha caratterizzato e non lo ha neanche penalizzato eccessivamente. Seregno che, come dicevamo, ha fatto della semi-perfezione difensiva, passami questi termini, il suo dogma, perché comunque Tiene ha fatto veramente fatica ad arrivare da Reggio, e quando è arrivato da Reggio è stato sempre con occasioni comunque definiamo sempre di ordinaria amministrazione, quindi non c'è mai stato un contropiede in superiorità, anche perché Seregno non si è mai esposto, però qualcosa sicuramente Reti scambierà, al netto del fatto che a breve molto probabilmente vedremo il 10° fallo. Ballardin, Baggio, Ardit e Conzato per Tiene. Dall'altra parte Fiazza, Lazzari, Velasquez e Tessarolo per Giaroni. Ora Mattia Baggio, un po' sottotono il numero 7 ex Bassano nei primi 25. Ale Conzato cerca la luce per il passaggio giusto, la trova su Marco Ardit, che però troppo frettolosamente in mezzo all'area. Bravissimo Ricky Tessarolo, ora però deve vedersela con i 5 secondi di antigioco, ci riesce in qualche modo. Santi Velasquez, la sua stecca più veloce della sua mente, cerca il passaggio, ora accompagnato all'uscita con un po' di mestiere Mattia Baggio. Duello tutto fisico con Gioele Lazzari, con una spintarella che Gian Gregorio forse ha chiuso un occhio e mezzo per non vedere. Dall'altra parte Mattia Baggio, ora Pippo Ballardin. Vedete sempre lì stampato il colore rosso sul totem di Seregno, appunto perché la formazione brianzola per 9 volte si è vista fischiare un fallo di squadra, anche un bel cartellino giallo all'indirizzo di Santi Velasquez nel corso del primo tempo, e poi qualche scintilla, forse qualcosina in più tra i due tecnici, tra Nicola Rettis e Luca Giaroni, proprio alla fine del primo tempo. Ora non c'è più tempo, insomma paga la cauzione per tutti coach, lo chiamo coach Conzato perché allena la 17 a Tiene, insomma Alessandro Conzato deve sparacchiare in avanti, però Tiene esaurisce i 45 secondi di gioco, riparte Santi Velasquez, il 2 che però impegna per l'ennesima volta Nicola Comin, che si distende bene ora con Pippo Ballardin in avanti. Suona la carica il classe 2003 che sventaglia dall'altra parte per Mattia Baggio, però un Santi Velasquez indemoniato gli si francobolla. Ora Conzato cerca il passaggio in quota per Ballardin, più bravo di tutti è Marco Ardit, che però viene chiuso da 1, 2, quasi 3 maglie biancoverdi, è costretto ad aggirare la difesa passandola per Pippo Ballardin. Va anche il tiro il buon Marco Ardit, però riparte Santi Velasquez. Sì, Marco Ardit adesso chi cerca così di agevolare anche la posizione di Baggio, di trarne vantaggio dalla posizione di Baggio, che Mattia Baggio si è trovato in pista senza Ardit e senza Capitan Conzato, quindi il ruolo di Baggio è differente in questa parte. Qui Ballardin con il fisico bravissimo a tenere Tessarolo e a così provvedere al recupero della sfera di Capitan Conzato, che va proprio da Baggio, e per Conzato esce qua Marco Ardit, l'unico mancino in pista in questo momento. Ora Conzato dentro proprio per Ardit, che taglia dietro la schiena di Gioele Lazzari e rischia di portare in vantaggio i suoi. Ottima occasione e costruzione offensiva da parte del Tiene. Adesso Tessarolo ancora contro Mattia Baggio, e proprio l'ex Bassanese che recupera sfera e fa ripartire i padroni di casa.
Eh sì, se poi due indizi fanno una prova, questo è già anche il terzo taglio che Tenta tiene in questa partita, con un'area intasatissima, insomma traffico all'ora di punta nell'area di rigore di Seregno, quindi tiene costretta a tirare da fuori, però attenzione, scontro fra Santi Velasquez e Pippo Ballardini, sembra averla peggio il sanjuanino, che si toglie anche il guanto. Vediamo se Davorili ci riesce a stringere ancora un po' di più sul luogo del delitto, Paolo, con Santi, che insomma uno che non è abituato a lamentarsi. Lo scontro però è abbastanza fortuito tra i due, si toccano, Ballardini cade, allarga se lo rivediamo adesso, sì, con il replay chiaramente, eccolo lì in qualche modo, vediamo se è qui, no? sì, vedete che allarga, viene un contrasto tra i due, allarga il braccio destro e colpisce l'avversario, e dunque fallo di squadra che comunque sono 3-9, questa è la situazione come nel primo tempo. Questo non era un fallo di squadra, si è fermato il gioco perché l'atleta bianco-verde era a terra. Qui Lazzari recupera, a Baggio sulla seconda palla può ripartire i suoi, Ballardini finta il taglio e parte in area, poi Reggio si allunga ma non arriva sulla pallina. Sì, questo è un tiro di Mattia Baggio, forse la prima nitida conclusione da parte del 7 bassanese. Ora Santi Velasquez lascia partire il suo rovescio, Nicola Comin in qualche modo, sempre il 7 ex Bassano 54 ad impostare in avanti, insomma deve anche affidarsi ai suoi luogotenenti Nicola Rettis, Paolo, che sono appunto Marco Ardit e Mattia Baggio, quelli dotati forse di un pelo di classe e divisione di gioco in più, fermo restando insomma il fatto che la formazione tiene a livello proprio di quantità, è abbastanza livellata con lo stesso percentile. Beh, fondamentalmente, no? Però i minuti di esperienza fatti in Serie 1 o in Europa sono una cosa differente, cioè lasciano, attenzione qua Velasquez che si incuna da laterale di sinistra, bravo Cominsino a chiudere il suo palo e poi sulla ribattuta, e dunque va di là ancora con Ballardini dietro porta, Lazzari lo attacca, arriva al decimo fallo. Sì, si è anche tolto il guanto Santi no, Velasquez. È uscito nel contrasto con Consato, sono rimasti allacciati i due, è partito il guanto di Velasquez. Allora ci sarà una punizione di prima, Marco Ardit si prende la pallina, insomma tutti gli indizi portano al 4 ex Monza e Sandrigo, quindi tra poco scenderà il silenzio qui alla Palaceccato, un Palaceccato che per ora non sta vedendo alcuna marcatura. Vediamo se riuscirà a rompere questo equilibrio o se Leo Reggio riuscirà a ipnotizzare il numero 4. Marco Ardit, Gian Gregorio. Attenzione, parte Marco Ardit, gancio, controgancio! Marco Ardit porta in vantaggio, tiene dopo 4 minuti e 52 secondi di gioco con questo gol. Rivediamo dal replay di Alberto Maragnin, eccolo lì, Marco Ardit si distende a terra, Leo Reggio e poi come un gatto, come un ladro nella notte, insomma. La perfezione nel tenerlo, un tempo di gioco nel quale Leonardo Reggio avanza con la spanna e poi batterlo con il gancio a sinistra. Lui poi è mancino, quindi ce l'ha ancora più facile andare da quella parte. I portieri non sono abituati, è come giocare a tennis contro i mancini quando affronti all'hockey, e quindi il gancio avviene al contrario. La stessa cosa vale per i portieri, anche se portieri mancini di alto livello abbiamo solo Leonardo Barozzi noi qui in Italia. Qui intanto lottano Velasquez, Ardit, sono tutti allacciati nel caos più totale. Attenzione, Rigo fa il suo esordio in pista con Mattia Baggio in qualche modo. Attenzione, Mauro Fiazza in avanti, deve sparacchiare, però Ardit con tanta foga trasforma l'azione dalla difensiva in offensiva. Baggio vede Alberto Rigo che però perde la pallina. Santi Velasquez, ora squadre sembra siano spaccate in due, poi pare esterno di Mauro Fiazza, qua a centimetri o forse millimetri Seregno vicino al gol del pari. Tutto buono, si riparte, non c'è nessuna interruzione di gioco. Conzato da terra, Rigo
attenzione, partita che ora si è accesa come una miccia. Sì, da terra era fallo perché al ginocchio, sì. non se ne accorge Gian Gregorio. Di là lascia stare Fiazza che ha sparato con la porta si vuota, ma con Comin che rientrava, sì. quindi poi Comin è lunghissimo e non è facile. Cosa ha fatto Velasquez per dare quella palla a Mauro Fiazza, con uno slalom davvero di altissimo livello, 2 accelerazioni, pallina attaccata alla stecca, era partito dalla sua area con un pattino stecca a un avversario, ne è saltati di sostanza 3 e il Seregno che fallisce la sua quinta occasione colossale di questa partita, capitalizzato qualcosa che non è nelle corde della prima in classifica, ovvero il tiro diretto, perché il Tiene viaggia con il 25% dal dischetto, e invece Marco Ardit è stato bravissimo. 1-0, ma Seregno che abbiamo visto Maidomo, ora Lazzari scende, palo, terzo palo di partita del Seregno, anche non troppo fortunato, qui Comin bacia il palo, qua Velasquez se ne va, questo è blu e tiro diretto non credo, perché Rigo era sulla direttrice, quindi sarà punizione dal limite. Sì, quindi per 2 minuti Tiene dovrà giocare con l'uomo in meno, quindi attenzione, ora c'è il time out, il primo che sentiamo di Nicola Rettis, ascoltiamo il tecnico tienese. Adesso vediamo, ma non possiamo mica fare ste cavolate qua, far passaggi così, è già il terzo dall'inizio del secondo tempo che andiamo a fare passaggi con leggerezza, senza guardare. Fai un piccolo sforzo tu qua, a fare la spoglia. Di solito vengono fuori il blocco qua per il tiro da questo lato, ma quindi compriamo in 2. Cerchiamo di non spostarci troppo, fare troppi metri qua, sennò ci sbilanciamo. Preferisco che ti alzi un po' di più sull'eventuale tiro e quando prende la palla da quello basso stai un po' più alto, ovviamente no qua, ma neanche troppo basso. Dopodiché quando prendiamo la palla andiamo su uno subito a recuperare e cercare di fare lo stesso. Allora Paolo, qua insomma Rettis che come il suo collega Giaroni, insomma dopo un incipit un po' colorito del time out ha cercato di calmare un po' gli animi, cosa fosse coerente e corretta, visto che adesso, come dicono quelli bravi, Seregno in power play, no? Assolutamente, certo, poi il Seregno che ha una grande, è la prima in statistica nel gruppo A per i tiri da fermo, ma nel power play non ha una così grande media realizzativa. Tiene, adesso vedremo come difenderà con Ardit, con Sato e Rigo, che ha un gran bel fisico. Rigo va alla deviazione e poi mette in mezzo una pallina, Commissa la ritrova addosso, la rilascia, Febbo non la tocca Ardit, attenzione a Fiazza che ha spazio, tira, attraversa. Questo è il quarto palo di serata, 4 pali di serata del Seregno. Sì, insomma sembra ci sia una maledizione, insomma qualche pozione magica, non so, qualche macumba fatta dai... Ma no, i pali sono un tiro sbagliato, questo è chiaro, però prenderne 4, qui intanto Comin con Velasquez che prova la tenuta della maschera, Seregno vicinissimo al gol in 3 occasioni, dopo il vantaggio del Tiene che forse ha un po' alzato le mani al manubrio, anche un po' la leggerezza. Qui intanto Fiazza da fuori con Comin che trova il rasoterra. Sì, poi... sai Paolo, cioè, sono stati 4 pali di giornata, però sono arrivati alcuni pali esterni, quindi qua puoi dire... Il primo era esterno, gli altri però 2 non erano sul esterni. tiro di Tremolade, insomma, palo interno, l'ha presa Comin con la schiena e l'ha messa in Lazzari, ingaggio, che 9 volte su 10 quei pali colpiscono la schiena del portiere entra. Era Lazzari da sinistra, sì. Vabbè, ora vediamo 2 stecche seregnesi su Marco Ardit, addirittura 3 in qualche modo. Prova a guadagnarsi la cosa più ovvia, cioè un ingaggio, non ci riesce, sarà pallina correggese per questa ostruzione da parte del 4 nato e cresciuto proprio qui a Tiene. E attenzione Santi, Velasquez in autostrada per lui, però non riesce a intercettare la luce della porta di Comin. Ora Fiazza, sempre in 4 quelli di Seregno, sempre in 3 a difendere quelli di Tiene. Ora Alberto Rigo, l'ex Trissino 05,
accompagna all'uscita Gioele Lazzari, trissinese anche lui, però riesce a sgusciare il numero 9. Ora il totem si colora di verde per Luca Giaroni. Attenzione ora a Santi Velasquez, tenta di mettersi in proprio, anzi no, ora sì con il tiro, però insomma un tiro così cercato di concludere non vedendo movimenti dall'altra parte, quindi possesso abbastanza improduttivo di Seregno in questi per ora 1 minuto e mezzo di power play. Paolo. Sì, c'era da immaginarselo che il triangolo del tenesse bene, al netto di quel palo clamoroso. Adesso Velasquez, Comin con guantone in caduta di puro istinto a togliere anche questa pallina da Yailaz. Uno che guarda Yailaz vede fondamentalmente 6-7 palle gol del Seregno e forse 3 del Tiene, 4 non di più, se vai a tagliare veramente le azioni importanti, e in realtà poi lo svolgimento è così differente. Vabbè, vediamo Andrea Poli ed Andrea Zanini, i due ex Montecchio rientrati in pista assieme a Marco Ardit ed Alberto Rigo a completare il quartetto di Tiene. Dall'altra parte Fiazza, che però si vede intercettato il passaggio proprio da Marco Ardit, che poi diagonale Andrea Poli per Alberto Rigo, insomma mancino Alberto, anche lui insomma arriva un po' sbilenco alla conclusione, nulla di fatto. Di nuovo Seregno in avanti proprio con Edo Febbo, che deve in qualche modo tergiversare un pochino. Sono rientrati i 4 di Tiene, quindi power play che si esaurisce con nulla di fatto per Seregno. Ora è rientrato a 16:10 il quarto. Sì. Mi hai anticipato prima due, adesso è uscito, infatti se no c'erano 2 mancini in pista, che è una cosa assai rara nell'hockey di Serie A, figuriamo in Serie A2, ovvero Rigo e Ardit. Ma Ardit è appena andato a riposarsi dopo aver giocato sostanzialmente 11 minuti di altissimo livello e ha messo la ciliegina del gol dell'1-0. Ora dall'altra parte prova a ripartire e si ferma. Poli va da Zanini, si cerca uno spazio, poi bravo a passare, qui intanto Reggio forse con il primo vero miracolo di serata. Qui Ballardin trovato libero da un blocco che era partito da Poli. Intanto entra Marco Tremolada, esce Santiago Velasquez con Tremolada che va a ricevere davanti a sé Zanini, blocco alto di Febbo che finta e taglia, poi Tremolada non va via Zanini, Febbo si ferma e non commette fallo, il 66 può andare di là, è un 3 contro 2, attenzione con la palla in mezzo di Rigo, ma non per un compagno, e Seregno che può ripartire. Tremolada perde la pallina, ora Pippo Ballardin di nuovo a spostare il baricentro di Tiene dalle parti di Leonardo Reggio, preferisce andare su una stecca amica che è quella di Zanini. Ora Andrea Poli per Pippo Ballardin, sempre totem colorato di verde, e quindi l'azione non si è ancora fermata, quindi il cronometro sta andando avanti veloce. Ti do una notizia, Paolo, sono già trascorsi 12 minuti di questa ripresa, Tiene in vantaggio per 1-0 sostanzialmente con l'episodio della punizione di prima del 10° fallo, però qui altro secondo miracolo di giornata da parte di Leonardo Reggio, che proprio toglie dalla luce della sua porta questa conclusione di Andrea Poli. Siamo entrati nell'ultimo quarto di partita, adesso il Tiene ha tutti i vantaggi possibili, ovvero quello del risultato, i 12 falli di squadra. Qui Gian Gregorio un po' invertito il fallo e sì, con Fiazza che va a parlare con i suoi. E doppio cambio tra l'altro con Lazzari e Vaghi da parte di Giaroni. Non abbiamo più il Tiene che ha avuto, ha avuto 2 palle gol nitide, in un modo in cui per 3/4 di partita non è riuscito ad avere, ovvero sorprendendo la difesa del Seregno. Questi 2 errori che hanno lasciato l'uomo libero sul secondo palo, sempre Ballardin se non sbaglio, e anche passaggio per Rigo, sono sicuramente un sintomo di come l'energia, l'intensità difensiva si stia gradualmente abbassando. Non potrebbe essere altrimenti, anche perché gran parte di questa energia difensiva il Seregno l'ha proprio persa per il nervosismo che ha messo nella partita.
intanto ancora di gran nuovo Comin, qua ho bordata, visto sì, sì, sì. la spizzata da parte di Nicola Comin. Era un errore la segnalazione del time out, perché probabilmente era rimasto acceso dalla precedente chiamata di Luca Giaroni. Nel frattempo Paolo si è invertito il trend all'area Caneva con il Correggio che prima era in vantaggio per 2-0 e adesso invece la formazione di Massimo Barbieri ne ha messi 3 e quindi sta conducendo per 3-2. Montecchio sul 4 contro Sandrigo e poi Trissino 3-1 contro il CNC Service Roller Recoaro in questa 16ª di A2 che terminerà domani con un altro derby di vallata tra la Way Sport Valdagno e l'Hockey Montebello. Allora attenzione, scambi di cortesie tra Febbo e Poli. Lazzari da solo e Comin, la cosa più facile per lui abbassarsi con il gomito, parare. Qui forse diciamo un po' troppo frettoloso secondo me Lazzari nel cercare insomma questo passaggio da parte dove Comin si stava già buttando giù fondamentalmente. Posso darti una lettura diversa? Sì, vai. Comin ha tenuto giù il guanto sull'angolino e Lazzari cercava quell'angolino in attesa che alzasse. Che lo alzasse, quindi dici? lui ha tenuto il suo bel guantone reno appoggiato al parquet perché quella pallina era destinata all'angolino del suo terra opposto. Questo mi lascia pensare che tu stia scrivendo un libro sui portieri. Che ho no? fatto il portiere quando ero piccolo, questo ti fa pensare. No. Perché tu arrivi lì, quando arriva l'attaccante pensi che te la alzi un attimino e te la mette sotto il guanto. Ha cercato quella giocata Giorgio Lazzari, Comin di esperienza pura e di classe pura ha fatto quella parata. Scusa se ho corretto quel tuo... Sì, non so se adesso Sì, il libro Marco sui portieri riesce... arriva, se poi sì. ne parliamo anche perché, Beh, certo. voglio dire, ma non perché Ci lo mancherebbe scrivo altro. io, perché lo stanno scrivendo con me Riccardo Gnata e Bruno Sgaria insieme a Enrico Gonzo e quindi questa sarà, io penso, forse per con il settembre. Replay di Marco Casalotto riusciamo a vedere cosa è successo lì con questo si è trovato un armadio a 2 ante Pippo Ballardin che è tremolata, 94 una kg casa ti vengono, cartoniera, 94 kg di energia. vabbè. Andrea Zanini, fallo sì, perché Seregno è già finito a 14 falli di squadra, quindi tiene fra un fallo di squadra la possibilità di tornare per la seconda volta sul dischetto di tiri più distanti. Andrea Zanini controllato sempre da 2 maglie seregnesi, quindi masterclass di Giaroni in fase difensiva. Come impostata la difesa di Seregno questa sera, però attenzione, Marco Tremolada per Febo, se la alza, se la schiaccia, succede di tutto lì e pallina che esce, quindi illusione ottica del gol con Tremolada che stava quasi per esultare, però insomma Bravo Comin, sì. Bravissimo Comin sul palo, molto attento, reattivo. Dedicagli un capitolino anche per anche a Nicola Comin, Comin, assolutamente, certo. mamma mia. No, poi voglio dire, ha 45 anni, ok, sì. e quindi si tende a volte con la stanchezza a quell'età, voglio dire, ha 4-5 anni meno di me, ad abbassare un filino il rendimento col trascorrere dei minuti. Lui è veramente in gran forma, è reattivissimo e in queste situazioni, con questa parata adesso sulla sinistra col gambale. 10,5, manca tantissimo e posso garantirti che è la prima volta in assoluto che il Seregno arriva a quota 15 falli, se ci arriverà, e mai così presto, quindi questo lo fa capire anche, forse i ragazzi di Giaroni sentono anche il fatto di dover fare dei punti, di poter accedere ai playoff, ma non deve essere un obbligo. In questo momento sul 4-0 mi sento di dire che difficilmente a Montecchio a 7 dalla fine e Sandrigo possa rimontare 4 gol, ma nel caso ha 5 lunghezze di vantaggio a 2 partite dalla fine. Sì, ormai sembra quasi insomma tutto il ferro che ecco, non so, non mi facevi finire la frase. Comunque vabbè, al di là di tutto insomma Seregno è lì con stramerito, mio modesto vedere, perché insomma la formazione che sta facendo vedere cose veramente interessanti, tra l'altro con tanti baldi giovani. L'hai ricordato prima a te, il più vecchio, lasciamo stare Uboldi che è il portiere di riserva, però è Santi Velasquez che è un 2003, quindi insomma tanta roba. È l'anziano di squadra. E perché non c'è Colombo che ieri ha giocato con la 23, che è un 2011. Attenzione Poli, dai e vai con Pippo Ballardin che ha arpionato la pallina quando era in area, però ferma tutto Gian Gregorio, quindi contropiede di Tiene che stava per essere capitalizzato a dovere da quei due lì, insomma il 13 e il 16 che ora adesso se ne esce, lascia il posto a Pietro Luotti. Adesso poi ci sarà il time out, però lo ascoltiamo. In quella zona, quindi la zona 1, Vercialino, Vara, Seregno, Lodi, Monza, a parte Galimberti non esce un giocatore da
forse 15 anni, e quindi il fatto che Seregno riesca a portare fuori dei suoi ragazzi, Vaghi è 2009 di talentosissimo, uno che tranquillamente potrebbe arrivare alle nazionali giovanili e non sarebbe una sorpresa, Febo, i Tremolada, adesso Fiazza che comunque è cresciuto qui, cioè, Reggio, portare fuori tutti questi giocatori da una cantera, una squadra della zona 1 non lo fa da, permetti, 3 lustri al secolo, 15 anni. Sì. Tanto. Poi anche quantitativamente parlando, insomma, qua in Veneto c'è un'altra percentuale di partecipanti a questo sport incredibile. Ora Mattia Baggio, Tremolada, se lo vede girare attorno, allora attenzione, Poli vede quella cosa dell'occhio, Luotti che però non riceve la pallina. Ora Santi Velasquez deve alzare il periscopio, fermarsi e ripassare per Marco Tremolada che vede benissimo il 30 di Seregno, che ora ingaggia anche un duello personale con Nicola Comin nel retroporta. Attenzione, sempre Seregno in avanti, ora Marco Tremolada, insomma, qualche scambio un po' vigoroso, diciamo 15 giorni fa in quel di Montecchio, per lui, vabbè. Il morso ha fatto il giro del mondo, cioè. E visti i gol che ha fatto la settimana scorsa, non so se li avete visti, quello all'incrocio dei pali a una mano, 2 gol e un assist, forse il morso gli ha fatto anche bene, come l'uomo ragno, no? Mettiamola a sorridere, certo, sì. Vabbè. Allora Andrea Zanini riceve da Pietro Duotti, sempre luce rossa accesa sul totem di Luca Geroni. Mattia Baggio però, pallina così da parte di Pietro Duotti, non scatta il contropiede di Seregno perché tiene, si chiude bene. Ora spalacchia anche in qualche modo chi è? Vaghi, Luca Vaghi appunto con il 30, che però ha visto qualcosa Gian Gregorio, probabilmente una deviazione da parte di qualcuno di Tiene. Sempre Gioele Lazzari nel retroporta, alza e schiaccia così, però quella spalla Nicola Comin la prende anche questa, Paolo. C'è un fattore, devi dire che il migliore in pista Nicola Comin è tanto, cioè è un vanto per il Seregno, perché in questo momento la palma di MVP io penso devi darla a lui o a Marco Ardit, perché comunque è tenuto sulla squadra. Sì. Però vedi, Marco Ardit non c'è in questo momento e tiene comunque, cioè, l'intensità non si abbassa neanche un po'. C'è Mattia Baggio adesso che va a raddoppiare, fa bene il raddoppio Luotti, ma devia la pallina il Seregno, che ha 36 secondi di possesso offensivo. Lazzari, Velasquez con Tremolada e Vaghi, questi 4 per questo 7,5 alla fine. Da lontano Marco Tremolada che ha anche un buon tiro, mette in mezzo questa pallina per Vaghi, poi attenzione all'intervento di Tremolada che perde, recupera, perfeziona Lazzari, bravissimo invece ad arrivare Poli in seconda battuta, ancora Velasquez in mezzo a 2, Velasquez traversa e siamo a 5. Sì, qua è stata una magia, una magata da parte di Santi Velasquez. Sì, con il replay vediamo se, eccolo qui, guarda Paolo, con Santi Velasquez prima la sua destra si accentra e poi anche quasi sbilanciato lascia partire un tiro che finisce sopra, anzi sulla traversa di Nicola Comin. Allora tiene ora in avanti sempre la difesa di Seregno che raddoppia sul portatore di pallina. Ora Pietro Luotti con una mano per Andrea Zanini, sempre il 6 per il 66. Andrea Poli deve in qualche modo liberarsi della marcatura di Marco Tremolada, pallina buttata in mezzo da Andrea Zanini, rientra in pista Marco Ardit. Particolarmente solida la prestazione del numero 4 tienese oggi, che ha avuto anche il merito di spostare l'inerzia dell'equilibrio del match. Ora taglio in mezzo tra Zanini e Ardit, una cosa che vediamo abbastanza spesso in queste ultime settimane. E poi attenzione, resta a terra Luca Vaghi con il pubblico di Tiene che mormoreggia. Tremolada, Mi suona Vaghi, eccolo lì, sì, no, Vaghi, scusa, sì, perdonami. No, quello c'è la scaramuccia. Eccolo lì, guarda, rivediamo. No, Tremolada era passato, scusa. Sì, abbiamo visto prima. Ok, erano loro due. Sì, un paio di sportellate tra. Okay. Eccoli, guarda con il taglio di Ardit. Vaghi su di lui, prima lo incrocia e poi. Eccolo lì, vabbè, insomma, un po' cose che succedono. Tremolada, Zanini su di lui, è costretto a ripartire proprio dal 30 che sgasa in avanti, anzi è Gioele Lazzari, eccolo lì, accompagnato all'uscita da Pietro Luotti. Ora Zanini all'indietro deve ripartire, cancellare un'azione d'attacco Seregno, riscriverne un'altra con Luca Vaghi
Ora Zanini non riesce a contenere l'onda d'urto da parte del 30 talento seregnese. Allora di nuovo a parti inverse, attenzione, Ardit con Tremolada, chiama probabilmente tutti e due a raccolta Gian Gregorio e sarà un cartellino blu per Tremolada e un cartellino blu per Marco Ardit. Insomma un Ponzio Pilatese qui, Paolo, questa decisione di Gian Gregorio. Perfetta, sì, non poteva fare altro, i due si sono allacciati. Poi quando inizia a far vedere i blu, allora poi i giocatori incominciano anche a calmarsi. Intanto sempre storie tese in panchina. Ma sì, con Retis e Giaroni che Io penso non stiano parlando di patto di stabilità nella pubblica amministrazione. Neanche del referendum, credo. Intanto il Roller Bassano ha allungato e crollato il Correggio 4-2 e il Montecchio avanti 4-1 col Sandrigo. Ma quanto manca? Io ho detto che la rimonta non poteva esserci, manca meno di 4 minuti e con Brendolini in campo può succedere di tutto, veramente di tutto, sì. Perché è un altro di quelli che ha qualche centinaia di presenze, prima o poi le statistiche le avremo tutte, io lo so. Poi Luotti che punta a Vaghi, si accentra, si allarga, ancora Luotti, si crea una grande occasione, poi bravo Poli all'alza e schiaccia perché Reggio chiudeva tutto a Pantaglia e poi Reggio va un po' a incitare i suoi ad alzare un po' il ritmo, manca 5:44, i falli commessi dal Tiene sono 14 a 4 a 5:44, potete anche giocarli all'8. Vabbè, con Pietro Luotti che riprende la pallina che era uscita nel frattempo. Poli per Luotti, Luotti per Andrea Zanini, ora tiene, vediamo se, attenzione qui, un passaggio così o meglio un controllo così da parte di Andrea Poli, non è quella la sua zona di pista, alza 5 dita al cielo Gian Gregorio, dice che c'è stato un antigioco. Ancora storie tese tra Giaroni e Retis, sì, che sono fatti un preferisce amico entrambi. Ora Velasquez, laterale di sinistra, ancora Velasquez accentra, la conclusione deviata nettamente da Zanini, ma è bravo a recuperare Luotti che poi alza la testa, trova il passaggio proprio nel 66. Adesso 3 contro 3, vediamo chi avrà il vantaggio, però con tanto spazio, anche se devi difendere non ti viene male. È vero che ad attaccare con tanto spazio forse hai più facilità di manovra. Adesso Fiazza con Lazzari e Velasquez. Fiazza prova a puntare Zanini che però ovviamente tiene la parte difensiva. Fiazza si schianta contro la Balanga. Sì, è fallo di squadra. Sacrosanto. Sì, qui Fiazza a terra, è il quinto fallo di squadra per Tiene, sembra quota 14 Seregno. Diamo anche un outlook sulla 1, ne approfittiamo Paolo perché si è giocata alle 8 FP Giovinazzo contro il Castiglione 8-3 per la formazione pugliese, poi il Follonica sta vincendo per 7-1 contro il Novara, Breganze Valdagno un derby 4-4 al Palaferrarin e poi Grosseto sta facendo la voce grossa a Sarzana con il 5-3 e poi la CGC 1-1 contro il Monza del Cacu Velasquez. Direi che il Valdagno tutto è il contrario di tutto, sì. Ha battuto il Trissino, poi ha perso delle partite pazzesche, a Lodi ero là, le ha presi 9, poteva prendere 16, adesso sta 4-4 attenzione, con il Breganze, qui c'è cartellino blu per Leonardo Reggio, quindi fa il suo esordio Uboldi, però se ne dovrà uscire uno di movimento Seregno, non so se fischierà la punizione di più, lo vedo lì Gian Gregorio, non so, vediamo perché adesso siamo interno all'8 capire se... Beh, se era in area a rigore. Era rigore sì, giusto, vero, perché l'avevo visto dopo andare fuori, sì, è rigore, sì. Vediamo un po' ora con il replay della nostra regia. Il portiere entrare a freddo, vediamo se era in area. Sì, esattamente, certo. Sì, l'avevo visto un po' fuori, invece tutto dentro. E sì. Quindi rigore e blu. È bello per il portiere entrare a freddo e metterti lì mentre dai 5:40 c'è qualcuno che ti tira una gran bordata, quindi anche se è allo 0% il Tiene, vi dicevo prima delle statistiche sui tiri da fermo, Seregno è prima col 53%, Tiene che era fermo al 25%, con i penalti e sui rigori 0 su 4, clamorosamente è la
una delle squadre che le ha ottenuti meno. Sandrigo ne ha avuti solamente 3 a favore, ma ne senti 0, l'unica a non aver segnato dai 5,40. Hai fatto bene a mettere dentro anche quello sbagliato da Luotti nella finale di Coppa Italia, perché Ecco, Pietro Luotti, allora siamo 0 su ecco 5. Non l'avevo contato. sì, ecco lì, Luotti è in 0 su 2 in Coppa Italia, 0 su 1 in campionato. Vediamo se va almeno al 50%. Miracolo di Uboldi, però attenzione, tutto libero, tutto buono. Resta lo 0 comunque. Resta lo 0, sì. Anche se non so se per i regolamenti, no, se sulle punizioni di prima, che se dopo il portiere la prende e tu segni, te la dà buona. In questo caso rigore sbagliato, però sulla susseguente azione Pietro Luotti mette il punto del 2 per Tiene. Ora strada in salita per Seregno, che si trova per 2 minuti di inferiorità numerica con il portiere, diciamo, a freddo, che è dentro, e poi sempre con la spada di Damocle del 14° fallo. Paolo, 4:36 alla fine l'hai dipinto tu questo finale di partita in cui giocano 3 contro 3. Adesso Velasquez prova a forzare il blocco, si porta dietro Conzato, c'è anche Zanini e Poli. Adesso questa palla di Fiazza, Conzato è bravo, fase difensiva, Zanini bravissimo. Uboldi in questo intervento migliorato tantissimo. Uboldi io l'ho avuto tanti anni a Monza, poi in Vercelli, ma col passare del tempo è migliorato, e poi a Grate in Serie B, e invece è migliorato molto nella sua qualità. Attenzione, perché adesso è Velasquez attaccato da Conzato, e poi Poli che esce con questa sfera per Ardit, limite gancio Ardit, qui Uboldi bravo, anche Lazzari poi a chiudere. sì, l'ha portato sul braccio debole il Vaghi. Attenzione ancora, Poli si gira, quasi una sorta di pick and roll con il numero 13 che va anche alla conclusione. Nel frattempo cosa è successo, Paolo? È successo che il Montecchio ha vinto 4-2 e quindi punti di distacco a 2 giornate dalla fine per raggiungere il 4º posto utile. Sarebbe il 5º, ma il Tristino non conta, sono sempre 5, e quindi anche se il Seregno dovesse pareggiare, 6 punti non basterebbero, perché nel confronto diretto 3-3 a Seregno, 2-8 il Sandrigo è in vantaggio, ma sono 5 punti a 2 giornate dalla fine. Sono 5 punti. Tiene che si sta confermando in vetta alla classifica, con ora Andrea Poli quasi abbracciato da Gioele Lazzari, anche un palo per Tiene, il primo di giornata, 5-1 almeno. Insomma, muove anche questa particolare classifica. Allora sentiamo Nicola Rettis con il microfono di Federico Rossi. Prima del palo un bel intervento ancora di Boldi. Allora, giovedì avevamo visto, no? Non vengono con visto, ma non importa, e la palla gira comunque rapida, e soprattutto se noi andiamo a metterci una finta di tiro di qua, lo portiamo un po' alto, questo qua si è alzato anche su di te, quindi se siamo più rapidi invece di stoppare, aspettare 3 secondi per il passaggio, guardiamo subito, ok, scarichiamo, fintiamo il tiro, lo portiamo anche su, riscarichiamo e c'è la diagonale, quindi però la palla deve girare, deve andare. Attenzione a una cosa, tanto è lunghissimo, però anche quando rientrerà il 4, ok, tira avanti il campione, quindi dobbiamo fermare la pallina poco prima che entrasse. Dopo un quarto di partita era chiaro il fatto che non puoi avere 3, all'epoca erano 2 o 3 identiche occasioni, devi capitalizzare in caso del Tiene nella maniera più assoluta, perché è la squadra più forte del campionato, punto, e lo dimostra chiudendo al primo posto della classifica del gruppo A di questa Serie A2. Attenzione, lasciali sul posto, sì, Lazzari ci ha messo anche più del fisico su Andrea Poli. Ora Marco Ardit, a proposito di fisico, in avanti per Alessandro Conzato, che è lì sull'angolino per Andrea Zanini. Ora rientra Ricky Tessarolo, quindi rientra in 4 Seregno con Conzato che finisce a terra, ed eccolo qui, 15° fallo, quindi Tiene a
dal Però dischetto dei tiri più distanti la possibilità di sì. mettere il L'unico modo punto in esclamativo cui di questa partita. Tiene è riuscito a fare gol. In effetti sì. È sui tiri da fermo. Una medaglia al valore questa per Seregno. Perché allora questo assolutamente, questo è vero, hai segnato solo sul tiro da ferro, e se pensi alla partita di andata la crescita del Seregno è stata esponenziale, attaccaci anche i 5 pali, ma è chiaro che in mole di gioco offensivo, insomma, tu un Ardit o un Baggio. Ti lascio la fredda cronaca, Paolo, del 7:40 Marco sì. Ardit contro Lorenzo Boldi, due compagni a Monza qualche anno fa. Ardit è bravissimo, Boldi che conosce l'ex compagno e lo anticipa uscendo con la stecca, repentino e bravo, tempestivo Ubo, e quindi può andare di là il Seregno. Lazzari la mette in mezzo, devia molto molto bene Luotti, cambia direzione alla pallina, scusate, Zanini che adesso accelera e tiene che ha fallito il tiro diretto. Attenzione a Poli con una Veronica e poi Ardit per Conzato, va nell'angolo adesso, formazione del tiene qui Velasquez che recupera una delle poche palline, raro per lui, di solito è proprio qualcosa di DNA, ecco, quelli di capitalizzare, e ora Velasquez in mezzo e Tessarolo deve avere la pallina. È perché tu prima hai ricordato che è un difensore però puro, come sì, il papà, come il Molo, sì, sì, ma come voglio dire, non della sua vena realizzativa e anche delle sue movenze sembra tutto tranne che un difensore, Paolo. Lui poi insomma, il Molo è stato a colonna anche del Benfica, anche se all'epoca non era il Benfica vincente come adesso. Attenzione qua la deviazione al volo, ancora Velasquez stasera. Comin, possiamo eleggere lui MVP della partita? Beh, io direi proprio di sì, se la gioca con Marco Ardit decisamente, sì, esatto. Che arriva dal lato debole a gran velocità sul rovescio, perché mancino di lì. Poli se la porta avanti con l'interno sinistro del pattino ma non riesce a concludere, e allora Velasquez scarica per Tessarolo, punta di velocità. Zanini è bravissimo, Ardit rifinisce, la palla colpisce il tacco invece del pattino sinistro. 25 secondi alla fine, 2-0, il mantiene la prima posizione in classifica. Vediamo se giochi i 4 cantoni, però perde una pallina sanguinosa Marco Ardit, lascia partire anche il tiro Santi Velasquez, però sarà rimessa, tiene, che probabilmente chiuderà questo secondo tempo con un extra pass qui di 12 secondi, anzi no, sparacchi in avanti, però trova bene Marco Ardit, Alessandro Conzato, pallina ancora bianco-verde di Seregno, ora in avanti Mauro Fiazza, tiro così, recupera Andrea Zanini e finisce qui al palaceccato con il Tiene che era meglio del Seregno per 2-0 in virtù delle reti segnate da Marco Ardit. La stiamo rivedendo qui proprio sui vostri schermi con la punizione di prima e poi sugli esiti della punizione del rigore Pietro Luotti che mette a sedere Uboldi e insacca alle sue spalle un 2-0 particolarmente complicato, Paolo, per come si era messa la gara per Tiene, perché il Seregno ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. Beh, l'occasione più grande l'ha avuta il Seregno, 5 pali, il primo era esterno, ma gli altri 4, uno anche a porta vuota, praticamente a porta vuota, comunque Comin che era in emergenza il recupero, un paio, soprattutto quello di Lazzari e quelli di Fiazza, determinante, perché Comin lì era battuto. Tiene che è primo, è la squadra più forte del campionato, lo ha dimostrato nell'arco della stagione. Il Seregno che ha dimostrato quantomeno di meritare di entrare nei playoff, perché c'è veramente una differenza, anche di questa è solo la terza sconfitta in campionato e c'è stata proprio una differenza di rendimento tra complessivo e di qualità di gioco tra questo Seregno e tutte quelle che la seguono in classifica, Roller Bassano e via discorrendo. Lasciamo stare il discorso a parte Montecchio, perché in qualsiasi squadra di A2 se inserisci Català, uno che ha vinto lo scudetto andando a parare i rigori a Porta dei Marmi e bomba dal Santo, qualsiasi squadra insomma cambierebbe il beati loro che ce l'hanno. Sì, gli stessi punti 5 che separano Tiene dalla Montecchio Precalcino sono gli stessi che separano Seregno da Sandrigo, perché non è in primo matematicamente, no, perché sono Tricino lo togliamo, lo tiriamo sono via, più sì, 5 sul Montecchio, certo. Esatto, Giaroni che sta lasciando la pista con i suoi giocatori dall'altra parte, un Tiene che si sta stringendo lì di fronte ai suoi tifosi. Io direi a questo punto, Paolo,
Birdi di ringraziarti per essere venuto qui a Tiene, è stato veramente un piacere, ti ho fatto una corte pazzesca almeno da quando sono usciti i calendari, per dirti vieni qui a Tiene a fare la telecronaca. Devo dire che siete veramente avanti un secolo, nel senso che anche in Serie A squadre che hanno vinto scudetti e lottano al vertice hanno la telecamerina all'inizio e li finisce, invece voi avete qualcosa in più, la tua passione perché nasce da te, questo lo sappiamo, è inutile girarci intorno, la qualità del tuo staff, perché senza di loro insomma faresti la radiocronaca è elevatissima, di chi fa la regia, di chi fa il video, di chi fa il commenti audio, ripeto, vale più di un'Eurolega di basket. Allora mi hai dato anche l'assist, ricordiamo chi è qui sulla parte tecnica: Alberto Maragnin al tabellone virtuale, Marco Ardiet alla regia, Davor Ilic. Marco Ardita la regia, mamma mia, sì, mi Marco Casarotto, sì. La regia là sotto, allora, è stato cioè, il fratello di Casarotto faceva la regia, ma quando giocava, e infatti è stato un lapsus, perché appunto il fratello di Marco è Giorgio Casarotto, che è ex capitano del Tiene. Al Marco papà Casarotto. Solo acqua del rubinetto. Anzi, qui, okay. Vabbè, allora Marco Casarotto alla regia, Davor Ilic alle riprese, Federico Rossi ci ha anche regalato Paolo i contributi delle panchine durante i time out. Da Nicola Maragnin è tutto, a risentirci alla prossima, un buon magari sabato nei playoff, sera. che ne so, e chi lo sa, io ti richiamo qui, Ecco. Buonasera a tutti, Dai, arrivederci. Dai, ciao a tutti.